Presidente Rino Lamendola, un traguardo importante, gratificante per il suo lavoro. Lei è stato il primo degli eletti in seno al Consiglio dell'Ordine Nazionale in tutta Italia, quindi significa che lei ha seminato bene, ha raccolto bene e che ora, diciamo, dovrà lavorare per il bene anche dell'Italia, senza dimenticare ovviamente la nostra città. E sono particolarmente orgoglioso di questo brillante risultato elettorale che premia un gruppo di candidati con le idee chiare, con programmi ben definiti che puntano a rilanciare la figura dell'architetto nelle politiche di gestione del territorio e soprattutto puntando su nuove sinergie con la rete delle professioni tecniche, con la filiera delle costruzioni, con le categorie produttive e con gli ordini territoriali. Questa nuova esperienza romana cade in un periodo molto caldo, infatti saremo presto chiamati a dare il nostro contributo in una serie di riforme importanti che sono incardinate sia nel Parlamento europeo che in quello nazionale, come ad esempio la riforma sulla direttiva comunitaria appalti, il nuovo testo unico per l'edilizia, il nuovo codice dei beni culturali, la riforma delle professioni, la legge sull'architettura e poi ancora la legge sulla rigenerazione urbana. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, ma c'è anche tanto entusiasmo e tanta competenza nel gruppo di candidati eletti, ben coordinato dall'amico Alessandro Panci. Devo dire che anche a livello locale sono ben soddisfatto perché so di lasciare l'ordine in buone mani. Alfonso Cimino ha già dimostrato il suo valore nel ruolo di presidente dell'ordine durante il recente mandato 2017-2021 e poi avrà la possibilità, avrà la collaborazione di un consiglio dalle alte qualità non soltanto professionali e culturali, ma devo dire anche umane, parecchie doti umane. Ecco, una cosa che voglio dire è che presto lascerò anche il genio civile per dedicarmi a tutto tondo, insomma, a tempo pieno a questa nuova esperienza nazionale. Lo farò con impegno, con dedizione e con entusiasmo. Lei ha dato anche come ordine dei consigli anche ai futuri candidati e al sindaco, visto che ci apprestiamo ad andare a votare tra un po' di tempo. Sì, abbiamo dato come ordine degli spunti importanti, soprattutto per quanto concerne la rigenerazione urbana, che è utile per innescare un'inversione di tendenza nella gestione del territorio degli ultimi 50-60 anni, che ha di fatto svuotato il centro storico, rischiando di compromettere l'identità della comunità, le radici culturali della comunità agrigentina. Abbiamo dato un contributo soprattutto affinché i sindaci possano puntare in maniera seria all'aeroporto e alle infrastrutture importanti come la Gela Agrigento-Castelvetrano, che chiuderebbe l'anello autostradale siciliano e collegherebbe soprattutto la parte occidentale della provincia con quella orientale. E poi abbiamo dato anche degli spunti per quanto concerne il superamento di criticità che riguardano la fragilità del territorio e l'erosione costiera. Ma ovviamente l'ordine continuerà a dare i propri contributi. Adesso con la conduzione di Alfonso Cimino si continuerà lungo la stessa linea, ci saranno altre occasioni e credo che tratteremo come ordine altre tematiche e quindi arriveranno altri suggerimenti per i candidati sindaco. Alfonso Cimino, presidente, si ritorna in pista con il nuovo incarico per la presidenza alla guida dell'ordine ad Agrigento. Sì, è un momento importante per il nostro ordine territoriale perché da una parte festeggiamo l'ottimo risultato del presidente Lamendola, essendo stato eletto il primo degli eletti a livello nazionale al Consiglio Nazionale degli Architetti, e la sua incompatibilità con l'ordine territoriale ha fatto sì che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, rinnovatosi l'anno scorso, ha eletto me come presidente dell'Ordine degli Architetti. La incompatibilità di Rino ha fatto sì anche che vi è stato un subentro, che è quello dell'architetto Rino Danila, grande amico dell'ordine, che è stato il primo dei non eletti alla passata competizione elettorale. Nel rinnovare le cariche abbiamo ora sono stati eletti due nuovi vicepresidenti all'interno del Consiglio dell'Ordine, che sono l'architetto Giuseppe Vita e l'architetto Melinda Drago. Rimangono invariate le altre cariche del consigliere segretario Giuseppe Mazzotta e del consigliere tesoriere Angela Muratore.
Questo è un ordine che ha sempre lavorato bene, questa nuova presidenza di fatto non cambia nulla, perché continueremo nel solco già tracciato da Rino Lamendola, che è quello della rigenerazione urbana, parlare di infrastrutture, ma riprenderemo anche il rilancio della figura dell'architetto. Questo lo faremo insieme alla nostra fondazione con il presidente Piero Fiaccabrino, perché anche attraverso la rivista AA della Fondazione Architetti del Mediterraneo stiamo dando lustro a tanti bravissimi colleghi della nostra provincia di Agrigento che lavorano sul territorio.